Da via Trieste 17, benvenuti a questa nuova puntata di Cattoliche dintorni che sarà dedicata interamente ai giovani che studiano da noi. Iniziamo subito con raccontarvi l'esperienza di due studenti dello Stars che a fine anno sono stati a Ramallah in Palestina per un'esperienza di teatro sociale. Andiamo insieme a conoscerli. Francesco, hai trascorso una settimana a Ramallah, in Palestina, per un laboratorio di teatro sociale. Da dove è nata questa occasione? Ma è un progetto finanziato dall'Unione Europea che ha portato avanti come capofila Nawafet, che è un'associazione palestinese che sta nel villaggio Biddu. Hanno preso parte altre 3 associazioni, una spagnola, una arabo-israeliana e un'italiana, che è l'Arci di Cremona, col quale siamo andati noi. Siamo stati contattati dalla Giulia Innocenti, che era un contatto dell'Arci di Cremona, e abbiamo accettato la proposta. Con Francesco da Brescia è partita anche Jessica. Ci vuoi raccontare esattamente cosa avete fatto durante questa settimana di esercitazioni? Abbiamo lavorato per 5 giorni, 8 ore al giorno, quindi con tempi molto, stretti, e abbiamo iniziato a fare tutti gli esercizi di laboratorio di teatro sociale, quindi movimento nello spazio, conoscenza del corpo. Abbiamo lavorato molto in gruppo e di conseguenza abbiamo fatto anche delle visite a Bido Village e a Gerusalemme, e quindi in base a quello che abbiamo visto e a tutte le situazioni che abbiamo vissuto abbiamo poi trasportato le nostre esperienze anche all'interno del laboratorio di teatro sociale. E qual era l'obiettivo di questo laboratorio? Era uno scambio interculturale, quindi di lavorare insieme e di conoscersi reciprocamente. Francesco, cosa hai portato in Italia da questa esperienza? Un po' di consapevolezza in più nei confronti della situazione palestinese e allo stesso tempo un dubbio nei confronti della posizione israeliana. È un'esperienza forte, pur essendo stata solo una settimana, comunque è qualcosa che rimane, e una sensibilizzazione maggiore, come diceva Francesco, maggiore consapevolezza e un'attenzione anche. Ora sto più attenta a quello che leggo, a quello che vedo, a quello che sento, e un'attenzione maggiore. E poi è troppo presto, comunque ancora adesso, per poter dire quello che io particolarmente ho vissuto. Ci sono dei progetti per il futuro? Con gli altri ragazzi che sono partiti con noi, 3 ragazzi dell'ACI, si pensava di fare una mostra, di gestire una mostra, perché abbiamo appunto più di 1000 foto che abbiamo fatto, e poi più avanti si pensava appunto con Francesco di magari riuscire a fare qualcosa nell'ambito artistico, quindi magari una performance. Per quanto riguarda i tuoi studi? Appunto perché è stata un'esperienza forte, appunto perché ci vuole del tempo per metabolizzare, ho pensato che è il caso di scrivere la tesi riguardo all'esperienza in Palestina. E ora parleremo di musica con i Meridolls, un gruppo bresciano che si sta affermando nel panorama nazionale, di cui fanno parte anche 2 studenti della Cattolica. Daniele Ardenghi li ha intervistati per noi.
Inauguriamo il nuovo spazio di Cattolica dintorni dedicato alla musica con quello che ritengo essere probabilmente il gruppo migliore della scena indipendente bresciana. Sono i Meridos, siamo nella loro sala prove, sono un gruppo bresciano attivo da molti anni, all'attivo hanno un disco che si chiama Liquirizia Brain, hanno suonato in tutta Italia, hanno suonato a Brescia, hanno suonato all'Heineken Jamming Festival quest'estate, stanno registrando, sono in fase di registrazione del nuovo album e lascio la parola a loro così che si possono presentare, lascio la parola al leader che è Paolo Morandi e ora ve lo presento. Ciao, io sono Paolo, voce chitarra dei Meridos. Diceva che sto facendo la Cattolica, non so se saranno molto contenti. Comunque sto frequentando un master in marketing per le imprese di arte e spettacolo. Sono Michele, sono in teoria la batteria e abbiamo Lorenzo Basso, frequentato la Cattolica, staff, laureato adesso. Hanno suonato all'Heineken Jamming Festival, hanno davanti un pubblico veramente folto, uno dei festival più importanti della scena rock italiana. Volevo sapere dal gruppo un po' come era nata questa cosa, come si erano trovati sul palco, qual era stato il response del pubblico e appunto come era stato misurarsi con un ambiente così importante e così grande. Sì, ovviamente è stata una forte emozione, è uno dei festival più grossi italiani, quindi noi abbiamo suonato l'ultima sera che era domenica, quindi alla fine c'erano i Police, Ananismo, Reset, piuttosto che Baustel, Stereophonics, eccetera. Noi abbiamo suonato per primi ad un orario verso le 2, quindi stavano per aprire i cancelli. È stata un'esperienza diciamo anche formativa per il gruppo, nel senso che era il palco più grosso che abbiamo calcato. E a te com'è sembrata questa esperienza dell'Heineken Jamming Fest? Emozionante perché ti trovi a contatto veramente con dei professionisti, anche lo stesso palco gigantesco, vedi il pubblico e le prime persone sono a 10 metri, ma perché è così? Il palco era lungo 40 metri, Paolo lo vedevo lontanissimo, anche lo stesso Michele, sentivi solo dalle spie, la chitarra, la batteria non le sentivi direttamente perché erano troppo lontani. Ovviamente è stato super emozionante, anche perché comunque alcuni di noi ci sono stati da spettatori e far parte comunque del cast è un'esperienza abbastanza. Questa è Luna, la suoneremo con Doriana al violoncello che fa la Cattolica. Prende la luna, notte di luna, prende solo me. E prendi luna, dolce luna, prendi te.